Siamo col vicequestore Francesco San Martino. Ecco, nel corso di questa iniziativa del Lions lei ha lanciato un appello importante per i ragazzi. Ad Agrigento è arrivata la droga per lo stupro. Ecco, tramite TVA diffondiamo questo messaggio che mi sembra molto importante. Ecco, cosa dire, cosa raccomandare e quali sono i sintomi e perché la preoccupazione di questa, cosa causa, quali sono le cause di questa nuova droga che è arrivata anche ad Agrigento, come lei diceva nel suo intervento? Come in tutta Italia è arrivata la droga dello stupro, è una droga molto pesante perché sono delle gocce in odore e in sapore che vengono dall'insaputa della vittima nell'acqua, quindi molte donne devono prestare la massima attenzione perché questa cosa può avvenire in un attimo all'insaputa appunto della vittima. È chiaro che facendo rete con tutte le istituzioni, con gli amici, i parenti, diffondendo sempre di più l'espandersi di questa droga, si può veramente ovviare al tal problema. È chiaro che se la droga è come combattere la droga è come svuotare il mare con un secchiello, però se lei pensa che ognuno di noi ha a disposizione un secchiello, forse riusciamo veramente a fare qualcosa tutti insieme. Ecco, lei ha detto che nome ha questa droga? Guardi, si chiama CHB, anche nel recente passato è stata sequestrata ad Agrigento, però diciamo che ovviamente prima o poi doveva arrivare pure da noi, quindi sostanzialmente ci dobbiamo adoperare, ma non esiste solo questa droga, come sappiamo esistono tutte le droghe fanno male, anche l'abuso di sostanze alcoliche fa male, quindi ognuno di noi deve fare il possibile per poter finalmente fare qualcosa e combattere, arginare questo problema, quindi arginare coloro che fanno uso di queste sostanze. Ecco, lei faceva un appello ai colleghi, agli studenti, anche ai genitori di un primo avvertimento subito, diciamo, chiamare, venire a collaborare con voi che il sistema si trova. Sì, certo, noi in questura abbiamo una stanza dedicata per le donne, appunto per l'ascolto delle donne, poi ricordo esiste lo strumento dell'ammonimento del questore per poter far dissuadere il maltrattante, quindi gli strumenti giuridici ci sono, basta aver fiducia nelle istituzioni, basta credere nelle istituzioni e quindi noi siamo sempre a fianco del cittadino, della donna. Quindi diciamo che tutte le droghe fanno male, tutte, quindi lanciamo questo appello di non cercare di non assumerne. Sì, certo, non c'è dubbio che tutte le droghe fanno male. L'anno scorso la questione di Agrigento ha fatto una serie di incontri con le scuole dove veniva rappresentato quali sono gli effetti collaterali delle droghe, e una volta si parlava di droghe leggere e droghe pesanti, no, tutte le droghe sono pesanti, tutte le droghe fanno male. Se si pensa all'assunzione di crack non si può pensare che questa droga faccia del bene, quindi è chiaro che ognuno di noi deve fare il possibile per, come dicevo prima, per arginarlo questo problema, evitarlo, contrastarlo. Se tutti facciamo rete riusciamo sicuramente a ottenere degli ottimi risultati.